Amici di Bella Sicilia, un giorno davvero speciale. Benvenuti a tutti amici di Bella Sicilia. Vi facciamo vedere un'opera che abbiamo realizzato qui ad Acquedolci. È un gruppo di donne, di uncinettine. Abbiamo ideato di preparare qualcosa per Natale da mettere nella piazza d'Acquedolci. Ci siamo unite tante persone con della lana di riciclo, abbiamo realizzato tutte le mattonelle all'uncinetto e adesso abbiamo realizzato la palla di Natale. Questa è una bella palla da mettere esposta nella piazza vicino Padre Pio e dove all'interno verrà realizzato un bellissimo presepe. Parliamo dei lavori che hanno poi consentito di creare tutto questo. Chi ha contribuito a questa opera? Praticamente hanno contribuito più di 50 persone, tante persone veramente, tutte che sanno lavorare all'uncinetto, anche perché rilassa lavorare all'uncinetto ed è una cosa molto bella. È un filo di lana che ha unito più di 50 persone, tanta lana riciclata, tanta pure l'abbiamo comprata, però alla fine abbiamo realizzato questo. Guardate, facciamolo vedere nei dettagli, ci avviciniamo. Certo. Sono tanti rettangoli. Come ci parli della struttura? Beh, la struttura intanto è una struttura fatta in ferro e dobbiamo ringraziare per questo la ditta Polillo che ce l'ha anche donata oltre che l'ha realizzata, quindi è veramente un grande grazie. Poi l'abbiamo rivestita con della rete, con dei fili di ferro per farla irrobustire un pochettino e poi abbiamo messo tutte le mattonelle. Quanto è grande? È grande, 2,5 metri di larghezza per 2,5 metri di altezza. È veramente grande, sì, è molto bella. Sono state realizzate con questo progetto più di 3.000 mattonelle, proprio non si volevano fermare le nostre brave uncinettine, dobbiamo ringraziarle. E questo progetto è ancora più ampio, non è solo la palla di Natale, noi faremo anche delle coperte che poi verranno vendute nella pesca di beneficenza. Nella pesca di beneficenza che viene realizzata nel saloncino, dove noi ci riuniamo 2 volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, e lì abbiamo realizzato queste mattonelle. Da lì è nata l'idea e così ha unito tante persone, tante brave donne, nonnine. Abbiamo visto l'emozione nei loro occhi quando l'hanno vista completata, davvero sì. Impossibile trattenere lo stupore. Bene. E questo stupore sarà l'elemento che caratterizzerà gli occhi di chiunque lo vedrà dove, in quale contesto e quando? Allora, noi dovremo, una volta che è ultimata, la posizioneremo nella piazza di Padre Pio, quindi quasi vicino alla Nazionale. E verrà allestito il presepe, come dicevo, verrà allestito un bel presepe all'interno, con tanti luci e vediamo, almeno dovrebbe essere un bellissimo colpo d'occhio per chi passa, per chi lo viene a visitare. Ancora non è completa perché verrà ultimata qui tutta la porta centrale con delle roselline che le nostre brave uncinettine stanno ancora preparando. Vediamo che qua manca un rettangolo, quindi lo prepariamo. Sì, adesso lo stiamo preparando, facciamo vedere. E poi facciamo vedere proprio come viene applicato. E guardate, come si lavora, Con la lana, l'uncinetto e amore. E tanta passione. Passione, certo, la prima cosa. E guardate i lavori davanti ai nostri occhi in diretta, amici di Bella Sicilia. Sì. Va bene. Ed ora è quasi... finito. Questa è finita già. E adesso l'applichiamo qui. Sì. La veniamo ad applicare qui. Aspetta. Guardate che momento straordinario, amici di Bella Sicilia. Qui ad Acquedolci oggi. Davvero un momento magico che unisce. Ed il Natale è unione, il Natale è speranza. E qua tutti gli elementi sono davvero abbondano nello status di ognuno di loro, mossi da un grande spirito di squadra. Complimenti, adesso ci avvicineremo a tutte loro per una frase dedicata a questo bel progetto.
Ecco, la mattonella l'abbiamo finita e adesso la veniamo ad applicare qui. E ogni mattonella è stata cucita a mano con il filo rosso. E ora ci posizioniamo qui. Ecco. Sta per essere posata l'ultima mattonella di questa... Non proprio l'ultima, è la penultima e altri due si devono unire. E sta per essere posata la penultima mattonella. Mi riempite un altro ago con Guardate, il filo amici rosso. di Bella Sicilia. Con là un altro ago con filo rosso. Ora lo prendiamo di là. Ed un lavoro di squadra davvero unanime. Tutti insieme, tutti uniti per questo importante, bellissimo progetto. Non è tanto il lavoro che stiamo realizzando, ma è l'unione veramente che ci ha unite tutte, il piacere di stare assieme, di avere un progetto comune. E nel frattempo che la penultima mattonella viene posizionata, una frase ciascuno dedicata a questa opera. Cosa rappresenta per lei questo lavoro? È una cosa particolare, troppo bella, veramente emozionante. Mi sono emozionata vedendo. Lei? Niente, io ne approfitto per riscaldarmi le gambe intanto. Lavoro e mi riscaldo, una bella coperta. Niente, viva le donne! Cosa diciamo di questo giorno, di questo... Una bella unione, una bella cosa. Una bella... Stare insieme tante donne e completare un bel progetto per la comunità. Dobbiamo dire che tutto questo è stato possibile perché il nostro parroco ha messo a disposizione un saloncino dove ci riuniamo appunto 2 volte la settimana per fare. Abbiamo fatto questa iniziativa, ma ne facciamo tante altre. E anzi, con le mattonelle che aumentano andremo a fare delle copertine che offriremo con la Caritas e con l'Unitalsi. Già anzi qualche copertina quest'anno a settembre l'abbiamo portata a Lourdes e l'abbiamo donata al santuario. E prima di continuare le testimonianze, accogliamo... Buon pomeriggio, salve! Buon pomeriggio. Cosa si prova nell'assistere a questa grande unione? È una esperienza molto bella perché vede queste persone cariche di passione, di entusiasmo e impregnate di una gioia particolare, quella di stare insieme. E oggi, come si sa, c'è la tendenza ad isolarsi, a stare ognuno per conto suo. Qui invece, come si vede, c'è un antidoto vivente alla logica dell'individualismo ed è quello che è sotto gli occhi. Ed è l'inversione di tendenza che tanto il mondo auspica e che qui ha luogo. Certo, ed è una cosa bella che a promuovere questa esperienza in totale libertà sono delle persone che, come si può vedere anche nelle immagini che scorrono, sono diverse per sensibilità, per età, per cultura, per sensibilità di vario tipo. E qui si ha una esperienza di armonizzazione delle differenze, che si possono vedere anche nella varietà dei colori di queste mattonelle ricamate, che si vedono adesso ultimate, ma posso attestare e essere testimone che c'è un lavoro di mesi e di tanti mesi. Vedendo quest'opera lo stupore è davvero assicurato. Assolutamente sì, e credo che anche per la collocazione, la finalità di questa realizzazione, lo stupore è la parola più esatta, perché è la parola del Natale del Signore al quale ci prepareremo, e questa struttura ospiterà il presepe, quindi la natività di nostro Signore Gesù Cristo. E tra i personaggi del presepe ce n'è uno che richiama lo stupore, la persona che si porta la mano alla bocca, perché vedendo l'immenso, l'eterno, che si fa tempo e diventa uomo, c'è da dire solo una parola: grazie.
Ed è la parola che noi diciamo a lei per questo suo contributo. Grazie a voi, e io come parroco la parola grazie la estendo a tutte queste persone, perché se quello che vedete lo potete vedere è grazie a loro. E con questa infinita gratitudine noi continuiamo il video, perché eravamo rimasti alla testimonianza di questa donna impegnata È in questi bello lavori. che si lavora, ci stiamo tutti insieme, è bello così. E viva l'unione e il Natale, lei cosa può dire? Vero, la stessa cosa, è troppo bello. Io non vedo l'ora che arrivi lunedì, così vado al saloncino e sono, diciamo, la più giovane, diciamo. Mi porta mio figlio che ha 5 anni e siamo contentissimi, guarda, veramente lo dico con tutto il cuore. Cosa si prova in questi giorni? Benissimo, perché ho visto tanta gente coinvolta, ma soprattutto gli anziani che mi stanno molto a cuore. Io sono così felice quando andiamo al saloncino e vedo loro che sgomitolano, che lavorano, che chiedono come si fa. Sono felicissima, gli anziani soprattutto. Una grande soddisfazione, tanta gioia. Sì, soddisfazione è un gran piacere, è un piacere perché rilassa moltissimo e unisce moltissimo. Peccato che il lavoro è finito, vorrei tornare indietro e iniziare di nuovo, per stare di nuovo insieme. Davvero pelle d'oca nelle vostre parole che continuano. Bellissimi giorni passati insieme a fare questi lavori, spero che ne faremo tanti altri, ancora più belli, e far vedere delle cose particolari alla gente, cose che qua non si era mai fatte di queste cose, e di andare avanti, di stare insieme, è una cosa speciale per gli adulti, per i grandi, per i piccoli e per tutti. Davvero non ci sono parole. No, è bellissimo, è un'espletazione, diciamo, del fatto che tante piccole cose messe insieme possono fare qualcosa di grande. È veramente bello. Circa da 10 mesi che noi facciamo questi lavori, siamo diventati tutti amici e facciamo un bel regalo per il nostro Acquedolci per Natale. Ci ha accomunato lo stare insieme, la voglia di lavorare, ed è venuto fuori questo lavoro speciale, spettacolare, gli dico io. Grazie. Davvero una grande gioia nel vivere questi momenti. Bellissima, speriamo che con questa realizzazione possiamo porti pace, salute e serenità a tutto il gruppo. L'auspicio è sempre questo, di creare bellezza, stupore, armonia e gioia. Che questo sia l'inizio per una cooperazione più lunga da parte di tutte noi. Sono veramente contenta perché è stata una bella esperienza di essere uniti e di stare insieme. Sei contenta? Sì. Grazie. Cosa si prova in questo momento? Che dire, felicità, perché è una cosa che non si era mai fatta ad Acquedolci, per questo ci ha riunito tante persone insieme. Io non sono potuto partecipare sempre tutti i venerdì e lunedì alla riunione del salone, però mi sono data da fare a casa con tutto il cuore, che veramente è stata un'idea bellissima, bellissima, che rimane sempre nei nostri cuori. Rimane nel cuore. Siamo una squadra e abbiamo una grande maestra. E questo è il segreto. È stata una bella esperienza. Io ho lavorato da casa, mi sono divertita, ci resta un bel ricordo. E guardate. Eh sì. Quasi completata la penultima mattonella. La stiamo mettendo il fare. Non si completerà mai la gioia che resterà sempre impressa sia negli attimi che stiamo vivendo noi in diretta, amici di Bella Sicilia, che quando sarà reso visibile a tutti voi. Bella, sarà una bella sorpresa sicuramente, e mi auguro che farà piacere agli occhi di chi la verrà ad osservare. Poi il Natale è un periodo magico, quindi anche queste cose faranno ricco il nostro Natale. Nel frattempo lasciate il vostro commento, scriveteci nei vostri commenti cosa ne pensate delle immagini che avete visto in questo video di Bella Sicilia. L'approfondimento televisivo su Onda TV, canale 75. Il tagliarino che c'era, io ho
No, qualcuno aveva il taglierino. La tronchesina. Davvero la precisione. Ogni elemento minuziosamente realizzato al meglio. Nulla è lasciato al caso, tutto richiama cura, attenzione e dedizione. E sono gli aggettivi che qualificano le donne presenti qui oggi, che con cura, determinazione e soprattutto amore per ciò che fanno, hanno realizzato quest'opera straordinaria che vi lasciamo giudicare voi, a voi amici di Bella Sicilia, con i vostri commenti. Allora, la penultima è stata messa. Nel frattempo facciamo una cosa, salutiamo intanto gli amici di Bella Sicilia e vi invitiamo a seguirci per il video completo prossimamente, ma soprattutto Soprattutto a Giuseppe. Soprattutto la nostra mascotte, veramente, perché è il nostro più piccolo. lui è la mascotte, come ti chiami? Giuseppe. Ti sei divertito? Ti è piaciuto? Cosa possiamo dire per concludere questo primo video? Beh, cosa posso dire? È Seguiteci. soddisfatta? Io sì, già riunire tante persone, credo. L'obiettivo è una bella stato cosa. centrato e raggiunto. Sì, è raggiunto in pieno. Sì, in pieno. I video continuano, quando potranno vedere quest'opera e dove? Lo ripetiamo? Appena sarà finita completamente, la posizioneremo lì nella piazza sotto Padre Pio, sotto la chiesa. E all'interno vi sarà. Il presepe, certo, un bellissimo presepe, la natività faremo. E allora un bellissimo applauso dedicato a tutte voi. Grazie per aver visto il video fino alla fine. I nostri contenuti continuano e regaleranno sempre delle forti emozioni. Da Acque Dolci, alla prossima.